Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. L'emergenza migranti, vertice istituzionale oggi a Corigliano per risolvere il problema dell'accoglienza di circa 200 minori, abbiamo parlato nei giorni scorsi. All'incontro hanno preso parte rappresentanti del Comune Ionico, della Prefettura, della Regione Calabria, Giovanni Manoccio e Franco Corbelli. Trovata la soluzione per circa 83 dei ragazzi che troveranno ospitalità nel Cosentino, chieste inoltre leggi straordinarie. Intanto il Presidente della Regione dice non possiamo essere lasciati da soli e il Procuratore Facciolla sottolinea che sono troppi i no dei sindaci. Lo sa Baldino, sentiamo. La Calabria scoppia, l'approdo delle ultime navi cariche di migranti hanno messo a dura prova il sistema dell'accoglienza a Corigliano Calabro. Oggi il vertice in comune con i rappresentanti della regione per trovare la soluzione al rompicapo dei minori non accompagnati che, come previsto dalle normative, dovranno restare sul territorio. Il governatore Oliverio ammette la difficoltà di gestione del problema. I numeri sono troppo alti e al governo nazionale dice non possiamo essere lasciati da soli. Nella Calabria e nel sud ce la fanno perché assolutamente noi siamo una terra di accoglienza, siamo una terra aperta, non siamo praticamente una terra animata da sentimenti di respingimento e di ripulsa, ma questo non vuol dire che appunto non bisogna guardare in faccia la realtà, e la realtà è che appunto la possibilità di accoglienza da parte nostra è quella determinata da condizioni oggettive. L'accoglienza ha più facce e troppe le resistenze dei municipi. Stiamo registrando più che conflitto sociale gli atteggiamenti di tanti sindaci, tanti amministratori locali che cercano con lo strumento della legge di impedire l'arrivo di extracomunitari sul loro territorio. Accade che strutture che fino a ieri vengono utilizzate sono aperte e lavorano in qualche modo eccetera, appena si parla di extracomunitari gli amministratori locali cominciano a emettere ordinanze di chiusura, di sgombero perché mancano le condizioni igieniche, sanitarie eccetera eccetera, quindi è chiaro che più che conflitto sociale c'è proprio un atteggiamento evidentemente di chiusura generale verso questo tipo di fenomeno. E ancora altro fenomeno nella Sibaritide sottolineato dal procuratore Facciolla. Nella Sibaritide gran parte della manodopera, soprattutto i braccianti dei terreni agricoli eccetera, delle aziende, adesso è stata sostituita da queste persone, da extracomunitari che arrivano sul nostro territorio. Questo lo posso dire da magistrato, da procuratore della Repubblica, purtroppo vengono sfruttati e sono non solo sfruttati dal punto di vista fisico-lavorativo, ma non vengono neppure pagati, vengono presi a lavorare con l'accordo di 10 euro al giorno, dalle 6, dalle 5 del mattino fino alla sera, praticamente fino all'imbrunire. Poi a fine settimana, quando dovrebbero percepire quello che hanno guadagnato in una settimana, vengono addirittura sottoposti a vessazioni, a minacce, una situazione molto complessa. Pochi gli SPRAR che funzionano, il resto è purtroppo emergenza.